In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà dalla legge neppure un iota o un segno senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato questo brano evangelico di San Matteo, come Gesù è venuto su questa terra per compiere pienamente le scritture, tutto ciò che è stato preannunziato dai profeti. Lui porta a compimento la pienezza di tutta la rivelazione nella storia della salvezza. Gesù è pienamente in sintonia con la volontà del Padre. Nel prologo di San Giovanni noi leggiamo che Lui è il Verbum Dei, quello che Dio ha voluto dirci è Gesù Cristo, Lui è la parola vivente. Tante volte abbiamo detto, almeno io quando sono venuto in Italia, quando mi hanno chiesto come ti chiami, ho detto Rosario, dice il tuo nome è tutto un programma. Mi sono meravigliato di questa bellissima espressione che è poi legata al Vangelo, a tutto il concepimento, diciamo, concezione, dell'identità nostra da cristiani. Ognuno di noi è un progetto di Dio e noi, ecco, una volta concepiti, siamo le stesse persone che andiamo verso il nostro compimento. Immaginate un albero, no? Che è piantato, poi cresce e porta i frutti. Così anche noi abbiamo un senso della vita radicato proprio nelle nostre ossa, nella nostra vita, e poi lo sviluppiamo nella pienezza. E questa è la volontà di Dio e noi dovremo essere fecondi in sintonia con questo progetto di Dio. Ecco, Gesù, Verbum Dei, è il sigillo della gloria di Dio. Anche Gesù aveva questa missione dal Padre e lui parla tutto, no? Mi ricordo di una preghiera, scusatemi, è una cosa privata anche, conosco una signora che ha 4 figli e l'ho seguita anche spiritualmente, abbiamo pregato, poi lei ha anche il fratello sacerdote e tutti noi 3 eravamo in preghiera tante volte. E allora una signora ha perso il suo figlio, no? Così era una cosa molto dolorosa, e lei per anni portava il vestito nero, per anni non si liberava da questa tristezza, no? E poi in quella preghiera quella donna, ecco, ha visto la Madonna scendere dal cielo per le scaline, per gli scalini della luce, no? E quando scendeva per venire a quella signora, dalla Madonna usciva un vento proprio, così era fluida, no? Plasmata dallo Spirito Santo, perché la Madonna è la sposa dello Spirito Santo, no? E quando scendeva sempre di più la Madonna verso quella donna, la tirava giù la sciarpa nera, no? La spogliava quel nero da lei, e lei di nuovo la tirava su, la Madonna si avvicinava, invece quella donna portava qua, no? Ecco, mi è venuta in mente questa immagine bella, perché la Madonna, ecco, portava dentro di sé questa potenza dello Spirito Santo. Lei aveva questa missione, no? E lei, dove viene, porta via la tristezza, il nero della vita. Ecco, quanto più Gesù, dove viene, porta
l'alito dello Spirito Santo. Vedete come ci sentivamo, come ci sentiamo ecco, in questo pomeriggio, no? Dove ci apriamo alla potenza dello Spirito Santo. Lì si respira, lì si risana. Allora il Signore nella sua presenza ci rigenera la potenza della sua azione e noi ci rinfreschiamo da dentro perché Gesù compie la sua opera, ecco, nella nostra felicità e per la nostra redenzione. Gesù compie pienamente, ecco, la parola di Dio. E noi, ecco, se siamo legati alla volontà di Dio e desideriamo compiere la parola di Dio, noi diventiamo grandi. Perché compiendo la parola di Dio noi diventiamo maturi e grandi. Se vedete dove sta la nostra grandezza? Tante volte noi vogliamo essere grandi nei diversi successi, non lo so, le facoltà, grandi disegni, non lo so, no. Gesù ci rivela la grandezza vera, ecco, nel compiere la parola di Dio. Dice Gesù, chiunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini sarà considerato grande nel regno dei cieli. Vedete, essere grandi, ecco, dipende, ecco, da questa missione fondamentale. E lì proprio la persona, ecco, un cristiano diventa maturo, realizzato, pieno, no? Nella prima lettura abbiamo ascoltato, no? Dice, quando voi compirete i 10 comandamenti, le leggi del Signore, allora tutti sapranno che questo popolo è pieno di intelligenza e di sapienza. Vedete da dove viene il vero sapere, la vera gioia. Quando siamo in comunione con Dio, allora riceviamo tutta la rivelazione e Gesù ci spiega tutte le cose. E vi ricordate che quando Gesù, prima di partire da questo mondo, ha detto ai discepoli: ho tante cose da dirvi ancora, però non potete portarvi. Quando verrà lo Spirito Santo, Lui vi introdurrà in tutta la verità. In tutto. Allora, se hai bisogno di una conoscenza, di una sapienza, lo Spirito Santo ti dirà tutto ciò che è importante, ecco, per te, per la tua realizzazione. Sapete che tante strutture mentali offuscano, ecco, la nostra vita. Non sappiamo. Allora, il più grande male in questa terra è non sapere, non conoscere la volontà di Dio. Allora abbiamo fatto tante cose nella vita, abbiamo sviato la strada della nostra vita, siamo persi, siamo venuti in una strada senso unico e abbiamo perso i nervi, il tempo, le cose materiali e poi alla fine dovremo ritornarci indietro, no? Questa è una delusione profonda che un uomo possa vivere e dice: sono negli anni, no? Come posso adesso? No, la Sacra Scrittura anche negli anni avanzati ci rivela come è possibile, ecco, acquisire la sapienza e la vera gioia. Basta ricordarci Elisabetta, Zaccaria e così via, tanti profeti, così. Mai in Dio si conclude la storia. Poi alla fine abbiamo l'adro di destra, no? Mai. L'ultimo momento della vita dice: Signore, ecco, io ho sbagliato tutto, chiedo da te la misericordia, ti prego, perdonami, rivestimi della tua vita e della tua gioia. Ecco, questo cammino di Quaresima è un percorso veramente di una nuova nascita, di proseguire su questa strada, di conoscere la parola di Dio, perché la parola di Dio è vera luce. Se non c'è la parola di Dio dentro di noi siamo nel buio e possiamo scegliere una strada molto sbagliata. E possiamo scegliere una cosa che ci costerebbe abbastanza nella vita. Ecco, un versetto basta al giorno per riempire il nostro cuore con questa sapienza e poi portiamo questa luce, ecco, sia per noi, perché qui si tratta anche se insegni all'altro in modo sbagliato. Ecco, voi genitori, voi nonni, no? Un bambino ti chiede un consiglio, tu dici un consiglio che è sbagliato. Noi abbiamo
condizionato la sua felicità, la sua benedizione della vita. Io non voglio essere così. Io voglio essere giusto, io voglio dire la parola vera, e allora quella parola vera dà la vita e la benedizione alla persona. Vedete, qui è grande responsabilità, prima di tutto per i tuoi genitori, noi, poi anche i nostri noi sacerdoti, no? Sarà minimo, vedete come è condizionata la nostra missione per la nostra gloria. Allora, se io compio qui, la gloria di Dio mi aspetta a secondo della mia scelta, del mio insegnamento, prima di tutto del compimento della parola di Dio. Evo, drage sestre i braćo, slušali smo ovo evanđelje kako Gospodin Isus ispunjava riječ Božju. No? On je došao ispuniti do kraja Očevu volju. Ne? Kaže, nisam došao, kaže, dokinuti proroke i pisma, nego ih ispuniti. Isus do kraja ispunjava Božju volju, Božji plan. Ne? I mi smo, evo, pozvani nekako ispuniti taj Božji plan. Božji plan je utisnut u naše biće. Otkad smo začeti, utisnut je taj veliki plan ljubavi. Slušat ćemo, budite pažljivi, evo u drugom čitanju u nedjelju, kada ćemo biti na misiji, kako je Gospodin predodredio velika dobra djela u našemu životu. I mi, bivajući povezani s Kristom Gospodinom, mi imamo već određena dobra djela koje su za blagoslov u našemu životu. Ne? I pozvani smo otvoriti oči da prepoznamo ta Božja djela. Zamislite, Gospodin vas je sazvao da budete veliki umjetnik, da budete veliki glazbenik, da budete veliki znanstvenik. I vi ne znate to u životu. Vi u svjetlu Božje riječi ne prepoznate to i onda se živi, da se stvara nešto, ne? I onda smo izgubili smisao. I to nije tako mala stvar. Kaže nam dalje ova Božja riječ, kaže, tko god, kaže, prekrši i najmanju zapovjed, i najmanju riječ u Božjemu i druge poučava na taj način, kaže, bit će najmanju kraljevstvu Božje. A ko ih ispuni, bit će najveću kraljevstvu. Vidite kako je važan naš život. Naš dan je prevažan. Ono što mi živimo je premoćno. Jutro sam rekao, vi ste, vidim vas, bili ste jutro na misiji, ne? Ako gledamo jedan cvijet, recimo, jedan cvijet, i maknemo jednu laticu, taj cvijet je okrnjen. Razumijete? I nije savršen. A ako mi skladno živimo, evo, u Božjoj volji, onda je taj cvijet savršen. Onda unutra je u nama harmonija. Rekao sam, evo, malo prije, poznam jednu gospođu koja ima izvanredne darove, evo, da je Gospod priča, majka je 4 djece i tako. I u jednoj obitelji se, evo, sino štetio i umro jako rano, mladić, ne? I ta je žena nosila više 10 godina crninu za toga svoga sina, ne? I onda kad smo bili u molitvi na više načina, evo, Gospa je dolazila i kako Gospa otvara se nebo, ne, i Gospa stepenicama dolazi po svjetlu. Od svjetla se naprave stepenice i Gospa silazi dolje. No, i kako Gospa silazi, ona sva silazi i leprša sva od sile Duha Svetoga, jer je zamišljenica Duha Svetoga, ne? I kako više silazi, toj ženi skida crninu s glave. A ona vraća crninu, ne? I Gospa sve više se približava, njoj pada crnina, ona vraća, ne? Evo, vidite, Marija koja je zamišljenica Duha Svetoga, ona ispunjava Božji plan u punini i skida crninu sa našeg života. A često puta mi ju vraćamo u neznanju. Zaljubimo se u svoju patnju, u svoju bol. I želimo svoju patnju i bol nositi kroz cijeli život. I pravimo se žrtve, ne? I onda još opravdavamo tu bolest u sebi, ne? To ne smijemo raditi. Znamo da nas neki događaj jako pogode u životu. Ali vidite, Božja milost se otvori, nebo se otvori i dođe ti Božja milost. Tu je sad taj iskorak, da li ću živjeti po staromu ili ću započeti nešto novo. Bog danas čini novo u mome životu, u tvome životu. Danas. I to je velika milost i velika radost za sve nas. Jer Bog ti dolazi. Evo vidite kako naša veličina u Kraljevstvu nebeskom ovisi o ispunjenju Božjih riječi. U čemu mi tražimo našu veličinu? Gdje je naša slava? Gdje je naša moć? Vidite, ako tražimo, ne znamo, neka materijalna dobra u naša znanja, u naše fakultete, ne znamo čemu, onda smo mi krivo, na krivom putu, kao kršćani, kao ljudi. Naša veličina ovisi o ispunjavanju Božje riječi. I to u Kraljevstvu Božjem. Zamisli tu
Još ću vam to reći, volim to često i sebi ponoviti kada su braća svetoga Bernarda iz Clermoa krenuli putem Božje i sve su ostavili, bili su veliki plemići u Francuskoj. Imali su imovine, kraljevstva i kraljevstva, palača. I sve su oni ostavili, išli za Gospodinom, išli u samostan. I ostavili su svetom Bernardu. Kaže, evo tebi, najmlađi je bio. I kaže, evo tebi, to su bila područja u Francuskoj koje su oni bili vlasnici. I on kad je odrastao, i on je iskusio slavu Božju. I on je imao doticaj Božje milosti. No? I on kaže, tako, kaže, vi ste sebi uzeli nebo, kaže, vi niste ostavili zemlju, ne? Kaže, neću ja to. Ne? I on je razdao, ostavio samo malo, evo da daje siromasima i svoje sestrici, jedno imao, i sve drugo razdijelio. I krenuo je putem Božje. Ušao u samostan Cistercita, osnovao je red. Kaže, na jednoj njegove propovjedi 30 mladića išlo za njim. Napisao je veliki traktat od Blažene Djevice Marije, posebno nešto, ne? Znate, vidite, on ne želi zemlju, on želi nebo. Vidite, naša veličina. Vidite, ko vrši riječ Božju, on je, evo, najveći. Ko, kaže, prekrši najmanji potezić iz evanđelja, bit će najmanje. Vidite, ili nešto stoji, vidite kako ovaj lekcionar stoji, ne? I on stoji. Evo tako i kad vršimo Božju riječ, ona stoji, ne može da ne bude. A vidite ovdje, ona ne može stajati. Tako mi često u neznanju u prazninu gradimo svoj život i onda nas to košta. Košta nas u ovome životu, naravno da košta i buduće. Evo, i to nas, evo, Isus uči. Otvorimo se, dragi sestre i braće, ovom hodu vjere, ovom korisnom velikom hodu. U jednostavnosti se otvorimo disanje Duha Svetoga. Bog ima 24 sata da ti priđe, da te ozdravi, da te iscijeli, da usmjeri tvoje korake, da počneš drugačije disati. Znate, kad molimo za oslobađanje, zaista se to nas zaustavlja disanje čovjeku, ne želi da diše, puno toga stisne, ne. I onda u molitvi se oslobodit će. I ne treba lijekova više, ne treba, on ozdravi, on počne disati. Znači, ta se sloboda dogodi. Evo, i znate kako magija to vraćanje zaustavlja ili razmišljanje. Recimo, jedna tu gospođa, kaže, pater, kaže, tako mi se često događa, kaže, ja za volanom vozi velike auto, dolazila je tu na molitvu oslobađanja, kaže, ja pola sata vozi i ne znam kamo ide. Ona uopće nema svijesti, una signora che veniva per la preghiera di liberazione e esorcismo, dice, mezz'oretta lei guida la macchina e non sa dove va. Proprio non ha la concezione dove deve arrivare, non sa. Se vuole andare a casa, se vuole al mercato, è persa. Vedete cosa fa Satana? Ti fa perdere. Sotona čini to da se čovjek izgubi. Na različitim razinama života. Jednostavno uzme, no, što se kaže tabula rasa, no, prazno, no. Evo, to su te stranice prazne u životu. To ne smijemo dopustiti. Vidite, otvorimo se sili Duha Svetoga. Da sve bude puno, prože. Evo, jučer smo imali naš sastanak. Ono što Isus ozbiljno kaže, vidite ovo Malenove, no? Kad je ono posijao riječ Božju, ne? I kaže, neprijatelj dođe po noći posija kukolj, ne? Razlika između kukolje Božje riječi. I kaže Gospodin, pustite do žetve, nemojte brzo to dešavati, nemojte odmah. Pustite do žetve. I sad, kako raste? Oni u jednom trenutku rastu skupa, ne? Žito i kukolj, no? Come sta crescendo, no? La zizzania e il grano, no? Crescono nello stesso momento insieme, poi dopo si dividono. Allora, la zizzania, no? Kukol prazan ide gore, a žito koje je puno, s težinom svakodnevnog života raste, no? I tako, što više puno, vidite koja je razlika. Ode gore kukol prazan. Vidite slavu ovoga svijeta kako je prazna. Kad ispunjavamo Božju riječ kako je prazno sve. Onaj koji ispunjava je žito puno i on mora jer je pun, jer je prebogat, jer je teško. I onda naravno da se vidi razlika. Si vede allora la differenza, dov'è la zizzania e dov'è il grano. Nemojmo biti prazni, braće i sestre, nemojmo biti prazni. Pa znam tolike osobe, kaže, pater, prazno, suho u meni, oko mene puščava interiore, no? È deserto, no?
pieni. Zato Gospodin Isus kaže, ispunjavajte. Teško, ali ste puni, ostvareni. Evo, molimo od Gospodina Duha Svetoga da nas prožne. Evo, da budemo puni, u svemu što jesmo. To ne znači glupi, da ne znamo što činimo. Ja znam Pavlo što kaže. Ja znam komu sam povjerovao. Sam Pavlo dice, io so a chi ho creduto. Non siamo pazzi, matti, ingannati, no? Io so, ja znam kamo idem. Evo, neka tako bude u našem životu.